fuori del mondo. Ti te senti, però ti vai in Groenlandia e che c'è vecchia che dell'Airbnb che dice te go parecchia adesso dimmi se ho fatto bene qua poenza perché veramente guarda mi go studia tanto per farlo guarda spero che capito. Ciao, giustamente, sì. Ciao, ho capito che vuoi fare una roba in economia, ma un te un fiameio, no? Cioè, ognuno va i suoi. Boh, che siamo. Dopo mi piace che fa chiacchiere in studio Ecco, ognuno fa il suo. Comunque a me non ti faccio neanche la presentazione, andiamo via diretti perché sa, ne ha puntata prima, ti si sta citando molte volte, ne ha puntata di take backs praticamente. Ed eccoci qua, incredibile, siamo qua con Gigi, che ci voglio neanche a niente. Ah sì, così lo diceva Gigi. grande. Per me è un onore essere qua perché te hai intervistato tutti i miei idoli praticamente. Addirittura. No, te lo giuro amico, guarda tutte le puntate perché tutti i miei idoli se passai qua voglio venire anche amico. Eccola, perfetto, incredibile. E ora, guarda, qua adesso ti faccio un po' che le domande, partiamo proprio dagli inizi. La tua introduzione, di dove nasci, in che contesto nasci, in che famiglia? Allora, La famiglia di artisti alla fine, che la è una roba famiglia, molto sì, sicuramente di artisti, nel senso che vabbè, sono da Cassavo, insomma. I miei genitori sono due insegnanti, mio papà, vabbè adesso è in pensione, mio papà insegnava pedagogia, filosofia, sociologia al Tomaseo a Venezia, però prima già era insegnante delle elementari a Cazzago. E mia mamma invece sta insegnante di musica alle medie, finì gli ultimi anni sta stra, ma all'inizio insegnava a Cazzago, infatti una storia triste è che io ho avuto mia madre come professoressa in seconda media. Ah, E che cercare in tutti i modi di non essere ovviamente la mia professoressa, ma io non era dal, come si dice, il trasferimento e quindi ho avuto mia mamma come professoressa, c'è stata un'esperienza pessima, sia per me che per lei sicuramente, e non la auguro veramente a nessuno, infatti c'è anche una citazione sulla mia canzone di questa cosa, dimmi. no, che tipo di bambino eri? Te eri già vivace, come te eri? No, allora mi sicuramente sì, già ero abbastanza un deficiente. Però sono cresciuto col metodo un po' Montessori, nel senso che mi sta ancora della generazione che mi ero abbastanza un musso, diciamo che non ragionavo fin tanto che non c'appavo una bella legnada e ora là cominciavo a capire certe robe. E diciamo che sì, ecco, in passato me ne avevo ciappate tante, battute meritatissime, tutte meritatissime. E ero abbastanza, sì, abbastanza ingestibile su certe cose. Infatti, Ti spieghi anche solo col dome, sembra sta roba. esattamente, ma quello è perché dopo sei rimasto anche nel tempo. Eh. Dite, una volta anche a scuola, non so, con i fioi, avevo una classe bella, bella di gente, insomma, violenta. E una volta mi sono verto una mano a scuola e per il problema è che mia madre era a scuola, capito? Ah, Quindi non potevo neanche inventarmi bai, tornavo a casa, robe. Con i miei amici siamo stati sospesi tutti in prima media perché facevamo disastri che offendevamo le tose, già rimasti un po' misogeni e cattivi, bulli, eravamo dei bulletti e quindi abbiamo preso tutti la lettera del preside, abbiamo fatto casini e mi ricordo che a volte entravamo a fare scuola insieme al preside e mi giro come amico in parte sul termosifone perché faceva freddo e sul termosifone. sì, sì. E mi pare se entra dentro e mega c'è papà una reccia davanti a tutti, mega gira la reccia, mega cassa testa per terra, così mega la testa per terra sul pavimento e fa bene, e adesso faremo i conti, che ha detto. E il mio amico in parte da paura si capisce addosso. E tutti a ridere perché tanto si capisce addosso. Ma no, insomma. E dopo te la capivo comunque. E dopo sì, ma ti sei rimasto capivo, impressa sta roba qua, quindi. assolutamente, no, ma guarda che mi facevo delle robe stupidissime, mi ero deficiente veramente. Pensa che quando mia madre era incinta da mio fratello Pietro, l'ultimo che aveva 8 Sì. anni, manco e mica, aveva 9 mesi, c'era Dio sentarsi intorno una sera, non so cosa che mi ricordo quel momento, ma non so che c'era una forza interiore dentro di me, di stupidità fondamentalmente, mi cavava via carega. Ah, Nel momento in cui l'ho fatto, perché pensavo fosse uno scherzo, sì, 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 e sì. mia madre c'era Dio cadere, mi cosa ha visto che c'era Dio per morire, Sì. e quando che si cascava, io capivo la puttanata che avevo fatto, mi serviva 300 miliardi di schiaffoni, ma se penso a me che ne daria il doppio, Sì, perché io sono una certo. roba del genere, Sì, 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 sì. però per fate capire, dopo, capivo, ragionavo tante volte dopo. E dopo nella vita non ho più preso schiaffoni, diciamo,
reali, ma magari ci sono tante robe che ti succede e ti sveglia fuori, ecco. Ho capito. Quindi insomma, è ben così. Sì, dai, insomma. E dopo quando, ma sai, meglio te hai passato un po' musica quando ti si arriva... Sì, sì, allora io ho sempre avuto strumenti musicali a casa, perché appunto mia mamma è musicista, i miei zii sono sempre stati musicisti, io ho avuto uno zio batterista, e ho avuto uno zio che aveva un negozio di strumenti musicali, Ah, annuale, Giancarlo, e poi gli altri zii facevano i rappresentanti anche di strumenti musicali, quindi avevano magari delle chitarre, sa, robe ah, in offerte, robe che girava a casa. E quindi mi ho attaccato a pincionare con la roba, col pianoforte, con la chitarra. Gli unici strumenti che ho studiato veramente sono stati violino quando ero piccolissimo, oboe, ho studiato alle medie, che già era scelta da mia madre perché a me ovviamente mi faceva sì, abbastanza cagare, però immagino. se sta bene imparare a studiare degli strumenti classici per un esercizio più mentale. E dopo ho fatto un anno di batteria con Davide Ragazzoni, maestro a Dolo, ho fatto. E perché nel mio primo gruppo che ho fatto io faccio il batterista in verità. Sono Sì. attaccato a cantare perché nessuno mi voleva cantare, ma io non volevo cantare perché già era una rottura dei coglioni Ah, cantare. Il più bello suonare la batteria senza rottura dei baie. che sei i tartarughe E pincia? tartarughe pince, bravissimo. Bellissimo sto nome qua. Sì. E avevo 15 anni, voilà, quindi già era il 2000 praticamente. E, Ma che c'è ancora che canzone là? Ho vista per caso che ti fai su Grisu. sì, quella lì era una canzone, si cantava ai campi scuola, che ci sono delle leggende che ognuno ne dice che era inventa io, in verità parite che siete dei tosi di Genova che dice che inventa io, cioè non si sa, neanche che abbiamo sentito da quei più grandi ai campi scuola, che abbiamo cambiato le robe sulle strofe all'epoca e niente, ne faceva ridere ed era una delle nostre canzoni che facevamo, insomma. Però, bene o male, suonavamo tante cover con delle roba che ne piaceva il grunge, il punk rock, che robe là. Da All'epoca. 15 anni ti sei già prime superiori praticamente. Sì, io ho fatto la primina, quindi ero già in seconda Ah, superiore, addirittura. sì. Per cui Quindi ti sei rimasto, ma ti sei anche bravo a scuola? Per assurdo. Allora, io a scuola non ho mai avuto problemi, Ah, nel senso che non sono mai stato un secchione, però non ho mai avuto insufficienze, diciamo. sì, sì, sì. Avevo tutto sufficienti, insomma, magari ogni tanto ceppavo qualche 7, 8 così, ma raramente, però mi interessavano avere rotture del baie, quindi mi studiavo per stare tranquillo, niente di più, niente di meno, e basta, insomma. E te che hai fatto i superiori a mestre, giusto? Ho fatto il biennio a Milano, al Majorana, che è la scuola che ha fatto Ah, anche Bullo, Rocky Joe e la di sì, Poggian. sì, sì, sì. E infatti è lì che ho conosciuto appunto Catalanoisi, tutta quella realtà lì. E poi però non mi piaceva che a scuola, già la massa, le mie compagne di classe già la massa brave, e bisogna, per stare io dovevo Ma studiare era un tantissimo. classico là, cos'è? Era un Scientifico. linguistico, ma avevamo tutti i Ah, professori del classico, quindi era praticamente un liceo classico. sì, sì, sì. E sono andato a Mestre, che era molto più leggera come scuola, e sono stato molto contento di aver fatto questa scelta, anche perché Mestre comunque era già più città rispetto a Milano, anche se a Milano, qui da Cassago diceva già la Campagnoli, capito? Difatti, proprio qua su Eh. Campagnolo, una certa di spara tipo, te ci andava a A Pianiga, Mestre mi c'aveva che pianiga. anche a me, che andavo a Milano e ci andava a Gambarare, no? Come Eh. se fosse una roba proprio fuori dal Sì, mondo, ma la roba bella è che Milano, i milanesi sono peggio dei mestrini, tra a virgolette, nel livello di senso città. perché i milanesi si sente de città, ma non è una città, Milano è un paesotto, già Mestre può essere più una città, Sì, 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 ma al mestrino non mi veniva mai in mente che Milano sia una città, invece i milanesi si sente molto più cittadini dei mestrini, capito? Nei addirittura. confronti di un dolese, un Certo, cazzaghese, capito? Perché il dolese che comunque non ha niente da invidiare a Milano, anzi siamo là, sì, 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 anzi sì. forse di più negli ultimi anni tra l'altro Dollo che Sì, da quando vanno arrivati. Però per il milanese e il dolese sei un terone, che possiamo dire. sì, 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 del Assurdo, Campagnolo, sì. sì, sì, sì. Mi ha sempre fatto un sacco di tristezza, ma anche tenerezza da ridere, insomma. Ma che sia stato un sfogo nei tuoi canzoni, perché alla fine te parli molto più sì, del Veneto, sì, del Venezia, ma soprattutto del Do, della campagna, diciamo, no? Beh, certamente sì, ho sempre messo un'esperienza personale in Eh, primo piano. che quindi comunque che ti chiamava, cioè ti dava comunque del campagnolo, dopo ti resta molto sta roba qua. Certo, ma è stato un motivo di orgoglio, ma ti dico, soprattutto, cioè nel senso,
ovvio che te ne risenti un fiantin, però in verità mi ha sempre fatto un ridere anche, perché mi ho avuto fortuna anche da boccia di viaggiare parecchio con i miei genitori, di Sì. andare in giro, e quindi ho visto già tante realtà diverse, anche all'estero. Ecco, ho passato dei periodi in Inghilterra, dove andavo a Londra, dove a 16 anni ero già stato a Camden Town a vedere concerti, capivo, punk, nei club tipo l'Underworld, robe. E dopo arrivavo a Mestre, io rifacevo a fare i cittadini, quelli che avevano fatto vita vissuta, robe, perché gli dava a Bisuà a fumarsi i cannoni. E mi faceva ridere perché se una roba, sì, va bene, bravo, però sta a fare il figo, capito? Cioè, che c'è tanto altro in giro per il mondo, Sì. quindi sta tranquillo. E, e magari metteva poi il culo semplicemente perché ero da Cassago senza sapere che magari avevo già visto tante robe che io non avevo mai visto, capito? E mi ha sempre fatto ridere sto campanilismo, sto sentirsi meglio di che altri, capito? Sì, E sì, mi sì. piaceva il fatto, per esempio, che fosse invece un orgoglio al contrario, che magari già era quello di Catalan Noise, e da cui mi sentivo estremamente rappresentato. Cioè, quando ti dicevi che ti ascoltavi, io avevo già 10 anni più di te più o meno. Sì, 7-8 anni più di me. C'era già una band si attaccava, aspetta, 2000, no, aveva fatto tutto espulso. La prima volta che ho visto i Catalan Noise suonava a festa del fine anno a scuola, quando mi già ero in Sì. prima superiore, quindi stiamo parlando del 99, tipo. Eh sì, suonava là sua festa sul parcheggio, là dove che adesso si fa il Milano Summer Festival. Ah, ok, sì, sì, Dove sì, c'era sì. palco, roba, che c'erano due casse, parterra sul parcheggio, quei pochi che rimaneva là, finì le scuole, ma già era bellissimo. Cioè, Ma c'era- il 99 cosa hai fatto nel 99? Cioè, a livello Gli musicale. doveva ancora, beh, che aveva già fatto i primi, già erano due cassette, non c'era neanche il Sì, CD. sì, 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 C'era sì. Radio Rizzox Sì, e Sbronzi di Rialto. sì, E dopo gli ha fatto Basami il culo. esatto. Però suonava già tipo Rimini Riccione, Ah, che la gente ok. sul ritornello ancora bestemava. Sì, sì, Perché sì, non sì, c'era sì, oh sì. yeah, e mi l'ago detto, cosa, sì, no, e mi l'ago detto, cosa sodrio guardare qua, che sporo bellissimo. Anche spesso in intervista dici proprio stai i tuoi idoli da sempre che tra noi. Assolutamente. Io ho avuto le mie influenze più grandi sono state indubbiamente Catalan Noise e poi sono stati tipo NoFX, Rancid e Blink. Sì, infatti anche a Sirum Terra che esiste sonorità, insomma. Anzi, Sì, forse più le canzoni del Bullo, se più le ACDC, le senti Pantera, più che suona sì, là, sì, sì, e se sì, il tuo non fa più così. assolutamente. Però quindi ti fai superiori, dopo ti avessi Tartarughe Pincia, che era un Mhm. tuo gruppo dove suonavi la batteria, dopo Sì. ti sei passai ai Budegrassi, dopo come... Sì, sì, praticamente dopo sì, Tartaruga che Pincia, cioè, era un gruppo con cui amici così, dopo insomma si era un attimo perso, abbiamo fatto delle bellissime esperienze, bellissimi anni, bellissime feste, c'era bello, un bel periodo, me lo ricordo. No, è stato un bel periodo, molto bello, e poi non mi ricordo neanche quando è finito, ma deve essere finito tipo, sì, nei primi anni 2000. Nei primi anni 2000. Adesso non mi ricordo una fine. Sì, sì, E a un certo sì. punto che siamo a non suonare più insieme. E dopo ho fatto i Budregassi con i miei amici. Che neanche asciuga l'ha Sì, visto. esatto, i miei amici da Cassago, da Sì, qui del mio sì, sì, quartiere sì, dei sì. Fioi, che in verità anche all'anno sai che abbiamo deciso. Noi altri suonavamo insieme tipo ai campi scuola, alle feste della parrocchia, così, in chiesa. E un giorno faceva una festa in piazza a Cassago, mi fa venire a suonare, sì. Ok, come vi chiamate? E mi l'avevo detto Budregassi e tutti si è messo a ridere, ma non siamo stati d'accordo con sta roba. Però io mi piace ai tosi perché all'epoca facevamo, praticamente il nome era nato così. Un vecchio una volta che ha detto se devi arrivare il buridon, che c'era il temporale. Che una volta i vecchi della volta. Un vecchio Buridon. diceva che il buridon c'era il temporale. Ma mi dopo mi ero desmentegato di sta roba. E ora che avevo detto Budregasso. Ti dà la luce. Budregasso. E invece, quando ho detto Budregasso, dopo state si è messo a ridere perché avevo sbagliato, invece era Buridon. Poi dopo si veniva fuori che il Budregasso era spazio tra quel casso. Ah, Perché in antitesi è la sboldriga che era spazio tra quella figa, capito? Ah. E quindi, sempre robe Allora, un applauso, guarda. Me lo ricordo il metodo. Cosa è successo? È successo che
quando ho detto siamo i Budregassi, i fiori si è spaccati da ridere, perché... però già era un nome che suonava bene, perché già era cacofonico, un fiato così. E quindi niente, si è rimasto quello dopo. Non va più. Che a fine cantavi in inglese comunque. Sì, perché praticamente, come ti ho detto, in quel periodo là io, a parte gli ascolti che facevo, andavo ogni estate, stavo almeno un mese a Londra, a casa di amici inglesi, andavo a scuola con sto ragazzo che era mio coetaneo e a scuola loro avevano tutto, avevano già uno studio di registrazione, avevano gli strumenti, avevano tutto, batterie, chitarre, amplificatori, no? E Milano si è verso un mondo anche perché io riselettorevo a Kerrang, che era un giornale che dopo si arriva anche in Italia, che aveva tutte le magliette già dei gruppi, robe che qua non ti trovavi da nessuna parte, cioè non già era cazzato un po', figurati. Mi è aperto un mondo e anche io facevo musica e quindi ho attaccato a scrivere anche che robe là, sognando ovviamente di suonare in giro per tutto il mondo. Quindi mi padroneggiavo bene l'inglese e quindi insomma il mio sogno già era quello cioè, non so come, cioè tipo quello che ha fatto i Maneskin 20 anni dopo, mi sognavo che fosse sta gli altri, capito? Nel senso che di fare una band comunque Va a girare il internazionale, mondo, capito? sì. E quindi sì che abbiamo autoprodotto tutto il primo disco, insomma facevamo i concerti, facevamo tante cover, perché con i cover riuscivamo ad andare fuori anche a suonare molto più facilmente, e con quello facevamo cassa, Ok. papagasse e il nostro disco. Infatti c'era proprio la domanda che ti avrei fatto, cioè come hai fatto a fine anche a me che vuoi suonare in giro, quando tu vai a suonare che proponi cover, Sì. i locali sei contenti o comunque la gente ti ascolta, fare musica tua è molto più difficile. Sì, dipende perché dopo si cambia robe. Per esempio adesso che se molti adesso si era diviso le robe. Una volta che era solo i locali praticamente dove fare cover. Adesso invece che c'è tanti più occasioni, associazioni locali dove che vuoi solo roba tua, non vuoi Ok. cover. Però che tipo di vai a una sagra, cosa si fa tutte quante, che robe là. Alla fine, vabbè che magari sempre gli stessi gruppi, però tanti fa cover del Vasco, cover del Certo. Ligabue, cover di cosa sei, live Sì, play, però no? quelli sono tributi che si ancora un'altra Tributi, roba. sì. Gli altri facevamo cover a 360 gradi perché comunque ne piaceva il fatto di far festa. Quindi Sì. gli altri che montacca a fare quello perché suonavamo anche le feste dei nostri amici, casa, capito? Quindi Sì. facevamo canzoni da Fichi Fichi a Jump di Van Halen per tirare su una festa. Già un DJ set suonava praticamente. Sì, ok. E perché il concetto già era di fare una festa fondamentalmente. E quindi quando andavamo a suonare nei locali della zona, veniva tutti i nostri amici, all'epoca che c'era compagnia, no, del 50, 100 persone, arrivava tutta la compagnia che impegniva il locale, faceva festa, quindi i locali erano contenti, ne dava gli skate e ne altri con questi skate qua, se compravamo, non so, i cavi, le casse all'inizio e dopo se mettiamo via skate per farsi il disco nostro. C'era tutto un reinvestire, C'era insomma. tutto reinvestire assolutamente, sì. Sì. E quindi si è andato così che gli anni là. Parliamo del cos'era, 2004? E dal 2003 al 2009-2010 che abbiamo fatto che Budregassi. Ah, quindi te, aspetta, il primo disco che uno Matera hai fatto prima, 2008? Sì, Quindi c'era ancora insieme che hai fatto una... Sì. Te suonavi entrambi a parte, so fosse tipo un scaglione che fosse unito. No, siamo andati avanti fino al 2009-2010 con Budregassi. Con Roma a Terra siamo messi insieme nel 2007 che abbiamo fatto il primo disco nel 2008. Sì. Aspetta, sì, 86 giusto? 5. Ah, 85, quindi te che avevi, aspetta, 25, scusa, aspetta. No, che avevo, come ho fatto di Roma a Terra avevo 23 anni. Sì, 23 anni. Sì. Sì. E comunque te... Però anche qua, 22 nel 2007 e 23 nel 2008. secondo te l'ascesa dopo che avevi insomma attaccato a suonare, far su gente, eccetera, è sta graduale o che sta magari qualcosa che... Allora, qualche evento particolare? non no, so. allora, è successo che Gnati che mi formai in Roma Terra nel 2007 a un festival che organizzavamo con i Fiori da Piove, tra cui anche Sgara, grande Sgara, se l'ha Ah. conosciuto Sgara dei Tic Backs. Pensa a te. E praticamente che già i Catalanois, che mi sono una sera a Catalanois e Budregassi Ah, e anche Miracle Blade che già era stato il mio gruppo. un altro gruppo te Sì, avevi? sì, Miracle Blade.
che facevamo horror punk fondamentalmente. Horror. Sì. E quindi che Cada butto una giossinando, parla. ma tranquillo, abbiamo fatto Budregassi e poi Catalan Noise e dopo era un palco B, diciamo, abbiamo fatto la chiusura serata con i Miracle Baby. Facevamo sia canzoni nostre sia qualche cover tipo dei Misfits, dei Wednesday 13, dei Murderdolls. E avevamo, se costruivamo gli amplificatori del Poistirolo e dentro che mettevamo i poiastri e galline. E a fine canzone spaccavamo gli amplificatori e galline e via dappertutto. E avevamo manichi in PK, facevamo tutte robe, cioè era una fiera particolare come roba. E vabbè, dopo fatalità i Catalan Noise abbiamo attaccato a suonare con Rimaterra, ma i Catalan Noise si era tolto una pausa, diciamo, perché dopo i gari cominciamo, ma quando i Catalan Noise si era tolto la pausa, nel frattempo gli altri abbiamo fatto il disco. E però che c'era dei promoter di alcune feste che facevamo il bullo per fare delle date dei Catalan Noise quell'estate, io non ne era più e io gli ho proposto di Rimaterra. Quindi negli altri i primi anni comunque siamo andati a suonare su dei festival, su dei contesti dove comunque i Catalan Noise che aveva fatto da apripista. Ok, quindi non tutte quante le feste, però siamo andati in almeno, non so, quell'estate, te parlo adesso, sono state 4-5 feste grandi dove se ne dovevo andare i Catalan Noise concettualmente. Siamo andati con Rimaterra e comunque che c'era un pubblico che si aspettava già qualcosa. Che già era un pubblico, magari appunto quello di Catalan Noise, che si aspettava soprattutto dal bullo magari un prodotto di qualità, perché aveva già un nome, capito? Sì, alla fine il Rimaterra si diventai un Catalan Noise 2.0, si può dire. Sì, esatto, c'era che la gente si aspettava dal nuovo progetto del bullo tanta roba, capito cosa voglio dire? Questo però che se sta, secondo me, manco all'inizio una sorta di... Cioè, tanti magari preferì Catalan Noise, ma se sta Manetta il primo periodo sta pessimo perché cosa è sta merda. Continua sta roba qua, perché vabbè. Sì, che c'era MySpace all'epoca. Sì, quindi c'era gli haters da MySpace. Già da là. E che c'era sta addirittura delle pagine contro degli altri proprio. Mi ricordo Rimaterra Stop, Rimaterra Base, insomma. Aspetta, contiamo meglio sta roba qua. Praticamente ora i Budregassi se ne un fan clean, no, che c'era già ancora quindi. Allora, i Budregassi e gli altri che abbiamo fatto tante belle robe, però fondamentalmente sta una roba molto che arrivavi fino local, cioè no, abbiamo suonato in giro per tutto il Veneto facendo delle belle serate, sicuramente mi ricordo per esempio a Sagra Signoressa, siamo andati a suonare all'estero un paio di volte, siamo andati in Francia, siamo andati in Germania. Addirittura? Sì, che abbiamo fatto con gli scambi qui dei comuni, sai che ogni comune ha una città a scambio tipo, anche qua siamo a Oriago, il comune mira che si è gemellata con una città sicuramente in giro per l'Europa. Non so qua che sia qua a Mira. Però gli altri che abbiamo fatto sia con Pianiga e Fiesso siamo andati a suonare in quei comuni là, è stata una figata perché poteva suonare su sta sagra del paese e si andava benissimo. Ti pensi quando siamo andati in Germania che abbiamo venduto tutte le magliette prima del concerto, capito? Perché la gente che ci parla bene, cioè era una bella situazione, siamo divertiti da morire. E vabbè, e dopo comunque qua in zona suonavamo sui locali, sui feste della birra e già sta Baiani, se ti vai sul MySpace dei Budregassi vedi anche le foto, cioè comunque impegnavi i posti anche ai feste della birra, che c'era tanta gente che veniva, già era bello, cioè c'era una roba che avevamo comunque creato, una roba che funzionava. Dopo nel frattempo i Catalan Noise si aveva sciolto in quel periodo là. Sì, esatto. E quindi il bullo che aveva già i date per fare che Catalan Noise, però che avevi creato i Rimaterra nel frattempo. No, non aveva già i date, che abbiamo creato i Rimaterra. Nel momento in cui già eravamo in studio con Rimaterra d'inverno, i promoter che avevano attaccato a mare il bullo dicevano vieni a suonare con Catalan Noise, dicevano no guarda, siamo in pausa, però ste voglio che fanno sto gruppo, siamo a Rimaterra. Ok. Va bene, dai, sua fiducia. Sì, fermo. Sì, e ora dai, siamo andati però appunto che ha creato un sacco di casini perché la gente magari si aspettava i Catalan Noise e non che c'era i Catalan Noise, che c'era che c'era una roba diversa. Facevamo anche 2 o 3 canzoni di Catalan Noise, mi pare facessimo una grigliata. Sì, perché aveva un bel CD comunque, il primo era 20 canzoni mi pareva. Il primo disco di Rimaterra si è andato benissimo. Sì. Comunque è stato un bel disco. Sì, madonna. È piaciuto molto ed è piaciuto molto e sai cosa ha fatto?
I Catalanois erano già un gruppo che aveva già preso gli adolescenti, cioè tipo io, Sì. che non ero più adolescente perché ormai avevo più di 20 anni, però i teenager, i Catalanois li avevano presi da metà degli anni 90 ai primi anni 2000, praticamente, cioè fino appunto al 2000, magari 5. Il primo disco di Roma Terra è andato a prendere i teenager Dopo? attuali, Sì, esatto. sì, Cioè, sì, quindi sì. se tu guardi anche, ci sono dei video backstage nostri su YouTube, sotto il palco erano tutti minorenni. Cioè, i primi dischi, quando la gente ascoltava il primo disco di Roma Terra, sono successe due reazioni. Agli oltre ventenni, fan di Catalanois, qualcuno piaceva, ha detto, ah dai, è una roba diversa, roba così, però la maggior parte della gente pensava se è una roba da fighette, se è una roba Sì. commerciale, vessi sputanai, roba eccetera eccetera. Mentre i sbarbai, ho detto, cazzo, cos'è questa roba qua? Bellissimo, sta roba parla di me, col mio linguaggio, con la mia musica, e quindi c'è stato un cambio generazionale, però c'è stato difficile ai primi tempi, perché comunque che c'era tanto odio anche su internet, soprattutto nei confronti, insomma, nostri, no? Tipo miei o di Joe o di Sciucca, comunque anche del Bullo che diceva cosa ti sei messo a fare, guarda sta roba qua. Cioè. Quando in verità anche per il Bullo era nato come un side project questo di Roma Terra, cioè non voleva essere una sostituzione Catalanois, capito? Cioè, dentro le nostre teste devono essere due cose Ma parallele. non so se te sembra il Katana era proprio in pausa o si era sciolto in quel periodo là. Allora, in quel periodo là, tecnicamente si era sciolto, ma praticamente già in pausa, nel senso che Dopo hai ripreso dopo molti anni. sì, ma non è che si è mandato a fare in culo, capito? Nel senso, non c'era voglia di cambiare nei membri e quindi ha deciso di fare così, insomma, ma potete fare un'intervista al Bullo per quanto riguarda sta roba. perché Sì, era- scrivete nei commenti se avete intervista al Bullo. Per cui ti dico, no, da quello che so mi, insomma, si andrà così, Sì, ecco, sì, quindi... sì, ok. Dopo infatti ha ripreso e ha rifatto altre robe e ancora attualmente suona, cioè anche sto anno si deve fare concerti, robe, quindi... E, che poi, però ogni altri appunto siamo così che motacà. Questo sta il periodo in cui... Quindi che avevo una parte del pubblico che c'era a casa e una parte che vi odiava. Esattamente. Dopo un po' alla volta se vede chi se un attimo... Ma tanti ose sparì proprio, oppure tanti dopo capio che comunque che c'era qualità nelle produzioni, nelle robe che ha cambiate, sai, tante volte c'è una questione di aspettative. Dopo se ti fa un prodotto buono, la gente che piace stesso. Sì, comunque qui Roma Terra hai fatto dopo molto di più dei Catalanois insomma in proporzione. Sì, perché cosa abbiamo fatto qui in Roma Terra a differenza di quello che magari è stato fatto prima con Noise? Abbiamo puntato tanto a suonare fuori, a girare, ok? Sì. Andare a suonare in giro e quindi che Motaka a espandersi tantissimo. Conta però che all'inizio appunto con Roma Terra comunque d'inverno noi altri qua facevamo i baretti, comunque locali piccoli. Sì. Tante volte. Sì. Dopo abbiamo cominciato a fare i club, dopo abbiamo cominciato a fare Sì, di cose. sta pompavi tantissimo. Di sta facevamo sagre, feste a birra, però i primi festival grossi si arrivava dopo tanti anni che sono insieme, nel senso, tipo non so, l'Home Festival, capito? Sì. Si arrivava che sono nel 2013, 2012, prima volta, o 2001, no, 2001, Sì, c'erano anch'io con Bruno Marso. 2011. Dopo il tempo, se quello che sei, capito, perché mi faria tutto, mi faria adesso col Monti, qua erano tutti, Bonso Cobra. Bonso Cobra, se uno nostro, tra l'altro, i tosi dell'Home. Sì, No, sì. Ise diede testa per Bonso Cobra. All'Home Rock Bar, butta su Bonso Cobra, sempre. È vero però, te mega dai Comunque un'idea. in giro becco, Airo, Rizzo, Monti, sempre un piacere, grandi. Monti come grande fan della SED. Ah sì, Ari di è Fiore vero. della SED lo adora Monti, eh. Lo so, ma e dopo sei fatto che ha voglia, te che hai visto Certo, che tatuaggio, dopo Io ho sei fatto ammorato. Stefano, è il chitarrista di Irmotera adesso. Ah sì, Stefano Fabretti, ho fatto io il tatuaggio. ma pensati. Sì, vedi tu che sei un crossover importante. Ma te ne esimi dai Monti qualche chicca, no? Monti l'ho beccato ai concerti della SED, sempre, che si dà anche in backstage, ma ai fiori della SED, sei matti pa Monti. Cioè, voglio dire. Pensati. No, Monti. un giorno l'ho portato a casa in Rorizzo, Mm. però i miei fiori, no? Monti lo vedo anche in discarica ogni tanto, sì, quando vado a buttare via. Ah sì, sì, adesso non fa più che sì. lavoro là, ma parla proprio in discarica, proprio butta là. No, io facevo l'operatore ecologico e Sì. una volta a Sodà che avevo un furgone pieno di rognoni
da buttare via. E beh, che prima fa, grande Gozzo, qua là, andiamo a parlare di robe. Sì, ma si conosciamo bene. E allora mi dire, a un certo punto entrai in modalità seria al lavoro e fa, cosa conferisce? E allora ho detto, Dio, buono, e ora ho detto cosa conferivo. Tipo un automa, legno, ferro, ho detto, Cosa conferisci? No, grande, Monti è un mio idolo. Grande. Oh, Giovannino, sento come lo imita bene. Beh, Giovannino è un grandissimo imitatore. Grandissimo, sì. Giovannino è un grande esperto. Pensate. Vabbè, torniamo a noi. Torniamo a noi. Insomma, più che altro qui Rumatera, quando è che hai deciso, o comunque insieme, un attimo, anche i step da fare, dire, cioè, guardi, non è che suonavi a caso, avevi una certa scaletta, progettazione, come... Allora, noi avevamo Vai, parla. Noi avevamo tanti sogni, nel senso che sognavamo di fare questo di lavoro, ok? Quando ci siamo trovati, noi volevamo girare, volevamo viaggiare suonando, volevamo riuscire a essere liberi fondamentalmente di fare questa cosa qua. E quindi quando siamo partiti a Ciacque, tra di noi eravamo molto d'accordo su tante cose, ok? Tra noi 4 eravamo d'accordo tanto su queste cose qua. E cosa abbiamo fatto? Siamo da delle scadenze, abbiamo detto, proviamo a impegnarsi seriamente, un anno o due, dopo vediamo come va. Dopo un anno o due abbiamo detto, se devi andare bene, sì, facciamo un altro anno, vai. Dopo non abbiamo più dovuto parlare in questi termini, perché ormai te conosci, te snasi, ma è come una relazione d'amore fondamentalmente, cioè te metti insieme a una persona, ti dici, ascolta, proviamo a farla funzionare, sì, proviamo che... Dopo magari tacchi andare a fare questo, tacchi comprate insieme una roba, tacchi avere insieme il cane, tacchi avere una casa, cioè Sì. tacchi fare fiori, che ne so, cioè... E quindi insomma dopo le robe evolve, ecco. E quindi sì, da parte nostra c'è sempre stato molta dedizione, ecco, in questa relazione, in questo... Ma è tipo questi, sai, i più grossi sacrifici magari che tanti ti avete poi invidiarvi, però non avrebbe mai magari a forza o il coraggio di porsi in certi termini. Beh, cioè, soprattutto i primi anni vuol dire che ti fai tutti i weekend distante da quello che può essere anche la tua compagnia, i tuoi amici o le morose, capito? Ovviamente anche delle rinunce economiche grandi, perché i primi anni non c'è pas i moschei, cioè nel senso non è che guadagnavi da questa cosa qua, quindi ci sono stati degli anni insomma dove abbiamo per tanti anni non preso soldi, perché dopo li reinvestivamo tutti queste robe qua, quindi una rinuncia anche da quel punto di vista lì e basta, insomma ci sono tante cose che però fai un po', diciamo, a cuor leggero nel momento in cui hai una visione, no, ma hai anche una visione, cioè hai fede, hai voglia di fare questa cosa qua. Però ti creano dei problemi, indubbiamente. No, sai a volte che magari si sveglia la mattina, ma che ne va la pena, che cazzo so di fare? Che magari te che di dubbi, non so, magari non No, allora... No, ho solo dubbi sul fatto che si possa fare meglio. Ma non ho mai avuto dubbi sul fatto di avere fatto qualcosa che non dovevo fare di sbagliato, ecco. Cioè, Ok. ho dei dubbi sulle mie... Ho dato il massimo, ho fatto del mio meglio, forse potevo fare di più, forse potevo impegnarmi di più, forse potevo fare diversamente quella cosa là per ottenere un risultato migliore, ma non sul fatto di sbagliare a fare sta roba qua. Quello non mi è mai Quindi successo. fin dall'inizio comunque eri proprio convinti che poteva avere insomma un successo, un riscontro positivo fin dall'inizio insomma. Io al 100% sicuramente, a posto altri magari ti parlano a paiori, però penso di sì, Sì. cioè, perché sennò non sarebbe successo. Una roba che di solito non si parla mai, però sicuramente non mi immagino nel tuo caso, ma che ci sono state volte tipo di fallimenti di robe che ti hai detto c'è qualcosa sbagliato? 1 miliardo di volte? Però visto da fuori sembra che hai fatto proprio una ascesa, sempre in salita, No, allora, effettivamente ti dico che è così. da Cioè, fuori. no, ma è anche da dentro, cioè nel senso noi da dentro siamo sempre in salita, non siamo mai scesi. Infatti. Cioè le cose stanno andando sempre piano, non abbiamo mai avuto quel boom che la gente come, no, cioè, tipo se si incorge da te, capivo?
Questo tornando anche a prima, appunto, non avevi mai, c'è sempre stata una crescita graduale, quindi anche a livello di gente, di roba, suonavi sempre di più, non vedi sta mai un evento particolare che ha fatto fare. Ci sono stati degli eventi più di altri, però magari il giorno dopo non so che cambiava, cioè magari ti facevi che te vai al festival che sei da tanti anni, che sei strutturato bene, che hai sponsor giusti, che sei pompa bene, che sei la gente che lavora dentro che sei giusta, te fai una bella serata. Se che sei a festa improvvisata il primo anno, che non sa dove sbattere la testa, che non ti c'entri un cazzo, non viene fuori la stessa serata. La gente magari si è convinta che te chiami in Roma a terra, ti porta che la gente là che vede sul video. No, non è così, cioè che sei 100.000 fattori. L'organizzazione e tutto il resto. Madonna, certo, neanche te organizza anche eventi comunque. Assolutamente, ancora adesso. Sì, non puoi, c'è uno storico nelle cose, c'è un'idea di base, c'è un contesto totale, esatto, uno stile di organizzazione che non è sempre uguale. Okay. Come se mi diciamo suonare il baretto qua da casa, non ti puoi aspettare la gente che ti fa all'uomo per assolutamente no, ma tanti non arriva, tanti dice se siamo in Roma a terra viene che la gente là. Certo, non funziona così. Sì, che è tutto nuovo. E quindi che c'è un fiato di cose. Però ti dico, Niati, sì, ma negli anni che abbiamo fatto 1 miliardo di capè, 1 miliardo. Ma tipo quella più che ti manieresti proprio una merda? Allora, io personalmente, che è stata un'idea mia, che gli altri l'hanno appoggiata, ma è stata una grandissima cazzata. È stato quando siamo andati in America, che abbiamo fatto tutto il discorso. Siamo andati in America, che abbiamo fatto tutto il discorso. Dopo una domanda là. Quindi abbiamo fatto tutto il discorso della trasmissione televisiva, tutto quanto, eccetera, eccetera. E dopo abbiamo fatto una canzone con Jenna, che abbiamo fatto anche il video, che tra l'altro a base della canzone c'era quella Ciao Bella Bella che avevamo mandati un miliardo di anni fa, ti ricordi? Sì, la vedo ancora, riciclato. E dopo cosa succede? Che abbiamo fatto il video. Abbiamo fatto il video. Allora, non avevamo budget per fare quel video, cioè già i monnetti rovinai. Se sta Giacomo, il nostro amico che ha creduto nel progetto, ha detto se venite qua a vedere una mammì, insomma. E quindi abbiamo fatto il video, tutto, vabbè, cosa raccontate del video in qualche altra intervista, ma tutto arrangiato. Te lo hai contato prima comunque, però c'era sempre proprio cioè tutti i skate che ciappavi era sempre reinvestito, eri sempre con l'acqua a gola comunque. Beh, in America sì, cioè in America che siamo ai netti rovinai, che siamo tornati a casa. Sì. Ho messo 2 fa per stare di skate per tornare a casa perché già ero finì. E cosa succede? Che abbiamo fatto il video e all'inizio volevamo avere una 500 e girare qui completi quelli italiani con la 500 per Los Angeles. Sì, che a 500 già era comunque totalmente fuori budget per noleggiarla, perché avevamo trovato, ma non potevamo. Cioè, noi avevamo. Il costo della vita era molto più di qua. Sì, e non riuscivamo, capito? E quindi abbiamo dovuto inventarsi delle robe. Siccome che c'era anche Jen, che abbiamo detto, questa un'idea, abbiamo detto, vabbè, ma se femo proprio i tosi italiani che pensa che Los Angeles sia un video dei Blink e quindi che andiamo via anche agli altri noi, però agli altri ne arresta poesia perché i Blink se fighi puoi farlo e non succede niente. Gli altri invece siamo sfigai, io femo e appena che io femo che sei i poliziotti che ne arresta, che dopo che sei il poliziotto, che sei la bestia, il giornalista che ne arresta. E che abbiamo fatto così, ma se in primis un'idea troppo macchinosa per un video. Non è immediata come cosa. Punto 1. Punto 2. La gente ha preso questa cosa come una mancanza di originalità e un copiare. Ok? Invece di uno storyline interessante, ok? E anzi anche denigratorio nei nostri confronti, che nel senso vogliamo fare i fighi, ma non potevamo fare i fighi perché nei altri nei cui si fanno così. Che tra l'altro si arriva veramente sbirichi a volte, vabbè, insomma, ma comunque quello è un grande rimpianto perché è stato il video comunque 1 milione di visualizzazioni, è tutto bello, è una bomba, il video di Giacomo è bravissimo, la canzone spacca, tutto giusto, però quella cosa secondo me ha segato completamente le gambe a quello che poteva essere potenziale
se noi avessimo fatto qualcosa di diverso, tipo quello della 500 idea originale, è che purtroppo chi che ha non ha denti e chi che non ha denti, chi che ha denti non ha pane, nel senso che non è andata come volevamo, e quindi riadattando questa cosa, improvvisando, perché poi abbiamo improvvisato, è stato tutto un po' veloce, non è andata bene secondo me, perché è diventata una cosa, hanno copiato, tra l'altro poi è venuto fuori anche il video che hanno rifatto con le influencer, che i Blink stessi si rifacevano loro con le fighe, quindi è stato tutto un insieme di cose che sembrava una cosa un po' scoppiazzata, un po' una mancanza di originalità. Sì. Ho capito, sì. In un contesto dove invece avevamo fatto all-in per arrivare a un pubblico internazionale, E invece è stata una cappella. e invece quella è stata una grande cappella. E altre magari ai live, qualche roba, non so, qualche errore anche da parte di altri, non so. Allora, no, beh, sai, tante volte può succedere che non riusciamo a incastrare degli impegni, e quindi magari diciamo di no a un posto piuttosto perché magari prima abbiamo detto di sì a un altro, Sì. e ti togli delle opportunità. In particolare tante volte magari ci chiamano, abbiamo detto di sì alla segreta del paese che ci tiene a morire a noi, Sì. e ormai abbiamo detto, cioè, dai parola che vieni, poi magari ti invitano a un festival strafigo che vai a aprire, che cazzo ne so, come è successo che abbiamo aperto gli Offspring, capito? Una roba grossa così, o comunque una roba figa, E non ti va perché ti dà non diciamo perché abbiamo dato parole Sì, 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 a sì, Sagreta, sì. che non ne porta niente da un punto di vista capito, Sì, della sì, crescita, sì, sì. però che vogliamo bene, so che siamo gritosi che tiene, che non vede l'ora che arriviamo, che sia importante poi ori e ne altri ormai che abbiamo detto di sì e che andiamo. Certo. E se roba che magari la gente non sa, Rio, però è successo più di qualche volta una roba del genere, per esempio. Ok. Mi ricollego a roba dell'America, appunto, devo fare questa domanda qua, Sì. dove che ti appunto nei canzoni, cioè te descrivi sempre quanto che ti ami a tua terra, il Veneto, però allo stesso tempo, anche nei tue ispirazioni proprio musicali, anche essendo andato in America, comunque, te che sempre tipo ammirato tipo le feste di American Pie, no? Te che sempre questi suoni all'American Pie, però dopo te che hai anche detto nell'intro, mi sembra del tuo secondo disco da solista, dove che in realtà ti sei in America, te hai visto tanti paesi, tanta roba, però cioè Iuri fa figo perché è figo là, e invece da nei altri delle nostre parti non ne parliamo mai, quindi pare che robe non abbia come valore. Certo. E te che si resta come mai, cioè non capisco se te volessi essere in America facendo quel tipo di canzone oppure non so No, se no, posso no, spiegare. no, no, allora, no, sono contentissimo di essere qua, anzi, avendo passato dei periodi là, penso che... Qual è la differenza e roba che magari te sto più negativo, ma di caso pensavo che te sei tipo i 5 stelle per terra sull'asfalto. Sì, allora, la roba bella, gli americani sono bravissimi a venderti il nulla, ok? Cioè io non dico niente e te lo vende come se fosse la roba più figa del mondo. Sì. Questo è lo che siete da imparare da Iori, secondo me. Nel senso che sei bravi a venderti qualsiasi roba, a venderti il sogno di che roba là. Sì. Cioè io sei bravi a venderti che ti te sogni dopo che roba là, che in verità se te guardi che a sostanza non c'è niente. Cioè quello che te è antica quasi 10.000 volte meglio del sogno che ti vende Iori. Però se bello sognare, e se bello, cioè riuscire a vendere un sogno non è facile, è una roba importante secondo me, in generale. Però, come dire, a parte che l'America è enorme, quindi parlare di Sì. America, cioè se te vai a Los Angeles non sei America, se te vai a New York non sei America, l'America è tutto in mezzo, e in mezzo è il Veneto, cioè veramente i stati in mezzo, se vediamo siamo stati anche in Texas, è il Sì, Veneto, se massa cioè, generale, è come dire Europa. è come dire Europa, ma Los Angeles e New York sono due mondi a parte. Infatti non mi ricordo che scrittore che diceva vivo a Los Angeles vicino agli Stati Uniti, perché non fa parte, ok? Noi siamo stati tanto in California, però se è completamente magari diverso, se è America, ma se è una roba un po' strana. L'America reale, quella più così, se è tutta campagna, se comunque se è abbastanza rurale come situazione, no? E che se queste grandi città e tutto quanto, però come dire, che se tutti questi stati
tipo, non so, l'Illinois, che se solo campi, capito, le panocce, capito? Cioè, Ok. che sei Chicago, ma se campi le panocce fondamentalmente. Ma arrivava anche delle feste, roba, dei contesti. Allora, quando Jen è venuta qua, americana, cresciuta in California, tra San Diego e Los Angeles, è venuta a abitare a casa con gli altri e una sera, ho detto, "Ah, stasera facciamo festa con i fioi." Una delle feste che ne facevamo di solito 2 o 3 ogni sta, che facevamo da sempre, cioè, festone buono, cioè, come dice, no? Hai fatto 2 miliardi di feste negativi. Sì. Birre, dentro i giassi, cocktail, 3 cocktail, Sì, cuginasso sì, di sì. merda, quello che ti vomiti tutta la notte. Esatto, da bene. Piscina di plastica, calcetto, un DJ, a posto. Però già era 200 persone, 150, 200 persone. Tutti bei, pai bene, pinciare in mezzo alle panocce, robe a sera, robe casini, mestieri. E viene su e fa, ma cazzo, ma sembra festa dei film, ma giocare gli altri. Infatti. Guardiamo i film pensando che deve fare. Ma gli altri non fanno queste feste qua. Anche perché, tipo a Los Angeles, sì, magari Puff Daddy puoi fare una festa così, Sì. ma la gente normale non ha i soldi neanche per avere una casa dove puoi fare una festa. Cioè, senza vicini che ti rompi i coglioni, con lo spazio, con un giardino. Perché devi essere multimega milionario per avere una villetta, capito? Perché là le case costa cifre enormi. Cioè, le persone normali, magari se sei in Michigan, puoi fare una festa così. Ma a Los Angeles non puoi fare una festa così, a meno che tu non sia miliardario. Perché sennò vivi in un tugurio. Cioè, se ti ciappi 200.000 euro l'anno, sei un povero. Ok? Cioè, sei netto, stranetto, capito? Cambia tutto. Beh, quindi tutte le storie, film di American Pie, feste, roba. Quelli non tutte- sono ambientati di solito lì, sono ambientati in altri posti e comunque, tipo le case che vedi sono tutte famiglie di ricchi, anche nei film, eh. Sono famiglie molto benestanti, in quartieri benestanti, sono famiglie benestanti. Quindi sono comunque in pochi, capito cosa voglio dire? A noi arrivano quei film, ma i film sono sulle famiglie benestanti fondamentalmente. Non capito. Quando tu vedi Orange County, quelle robe là, sono ricchissimi, cioè sono miliardari. Orange County, una casa, quando vedi sì, quelle robe là, miliardari, capito? Non c'è. E quindi là che feste fai? Tipo a Zen cosa faceva? Non fanno feste, fanno, sì, va sul locale, beve la roba, ma oppure in spiaggia, ecco, in spiaggia, magari verso San Diego, là fai i falò, fa delle robe così, oppure sì, se te vai su qualche quartierasso, magari fa qualche festa in casa, però è diverso, se vai più in Centro America è già più presente sta roba qua, però appunto il Centro America, te che dico, The Veneto fondamentalmente, ok? Cioè, Ho capito. allora puoi fare più un esempio, ma nelle grandi città o sei ricchissimo o non te ne neanche a spassi per fare una festa così, capito? Quindi anche un discorso del sagre, che se so che qua ovviamente. Sì, no, là non esiste. Pensate. Non nelle grandi città, se te vai invece nei posti, che se tutte fiere tipo del country, che se tutte ste robe qua, le fiere di paese, sì, ci sono, ma devi andare sul cazzago di Pianiga del Wyoming, capito? Che sei diverso. Gli altri però stanno a Los Angeles è una città, cioè una metropoli come più Milano Sì, certo. all'ennesima potenza, che là funziona bene la roba. Là fa squadra tra di Iuri, là che se della gente che crede in te, là che se della gente che Sì, investe sì. su di te. Questo l'ho sempre Capito? sentito. Qua no, qua non si fa squadra, zero, perché una roba che a me mi fa sempre tristezza. Una volta mi giravi i coglioni quando ero più giovane, dopo capivo che non ti puoi fare niente, quindi sei inutile anche arrabbiarsi. Mi fa molta tristezza. Per esempio il fatto che ho letto la biografia di Mark Hoppus poco tempo fa. E quando i Blink si partì, che gli faceva schifo, gli faceva cagare, però che aveva delle buone idee, che aveva già qualcuno che credeva in Iori, che aveva già i gruppi più famosi di Iori che davano a mano, che faceva suonare prima dei concerti, che aveva qui dei radio che passava la canzone più bella che aveva fatto in radio, che era una squadra per fare una crescita. Qua no, cioè vanno anche in Rumatera, gli altri. Soprattutto in Veneto, ma te vedi in Sud Italia, anche a Napoli, là sono Sì, diverse. là, esatto, ma qua no. Cioè, gli altri, tuttora non avevamo nessuno che ne dà la mano. Nessuno aveva vestiti skate, adesso. Anche, ma no, ma proprio neanche. Cioè, e radio che ti passa una canzone. Gli altri che hanno fatto delle canzoni estremamente radiofoniche, anche senza parolacce, senza robe. Ma non che se proprio interessa, perché quei che ha il potere di farlo, se la scimmiottare i milanesi, capito?
a chiamarsi sti speaker che a parlare in dizione. Figa, siamo qui, ragazzi, bella ragazzi, siamo qui, ma vai in culo, cioè nel senso, sì, poi ognuno se ne vuole fare quello che vuole, io non metto bocca sul lavoro degli altri, però dico, mi dispiace che invece non che sia una roba reale, genuina. Dopo sei i primi magari che Forza Veneto sono meglio che altri, qua e là, e anche politicamente parlando, ma sì, ok, dopo se nel pratico ti non ti metti a frutto ste robe, non siete tanto paniati, perché gli altri nella nostra strada che avevo manca per il futuro, mi vedo i giovani, nessuno vuole continuare per esempio a cantare in Veneto, o mi piacerebbe tantissimo che fosse un progetto musicale fresco da adesso, super bello, che daria una mano su qualsiasi roba. Ma che c'era Chitosi che non ho più visto San Marcos, no? E se sta una roba che ho promosso mi quella. Ah, Durante il Covid ho scritto su Instagram, ho detto, disime dei tosi bravi a repare, mandami qua. Mega ha scritto dei tosi, mi ho messo insieme, ho fatto sto collettivo, e che ha fatto secondo me dei canzoni da spavento, bellissime, sì. video bellissimi, ma il problema è che vabbè, dopo uno, il problema là che sta che è rimasto solo Ian Corrado a fare sta roba, che tra l'altro si deve uscire con un disco bellissimo, però a quel punto ha senso che va avanti con questo progetto, perché che altri dopo si andai tutti a abitare a Milano, a fare cose, quindi dopo si è perso, non che se... Ma mi capisco, se è giusto che vaga, se è giustissimo sacrosanto che io faccia, anzi se un ben paiori probabilmente che prova a farlo da un punto di vista nazionale, ma perché devono anche scappare? Perché sanno che qua non c'è un contesto, che nessuno vede la mano, a parte me, a parte Bullo, a parte i fioi che potremmo dare una mano, gli altri che mi hanno fatto fare dei concerti, che mi hanno fatto... Ok, però arriva comunque fino a una certa. ma gli altri arrivano fino a una certa, che voi, che canzone là? Ze, bellissime, perché se andate a vedere San Marcos su YouTube o Spotify, Sì. vengono da qua, Sì, bellissima, sì. Sì, Veneta, però con un sound nuovo. Internazionale, comunque, nuovo, sì, fresco, sì. ecco, ma finché non che sei radio e persone che poi veramente credono in quei progetti, ok? Bisogna farsi squadra. Se fosse stato fatto in napoletano sarebbe già Sì, famosissima. ma Gemo da Monaga di dire se fosse, nel senso che se colpa nostra, sì, vogliamo cambiare robe, sì, ora femo, capito? Femo, bisogna farsi squadra anche con i figli da Brook, ma dite, i tosi c'è un scambio di cose, c'è un brand figo che ha qualità, gli altri se vestiamo intero, che c'è un scambio economico, non c'è una roba, capito? Se tra fioi, Fa pubblicità. se a strada che funziona così, capito? E in America sta roba qua, siete bravissimi a farla, e dopo sta roba qua arricchisce tutti. Invece qua cosa succede? Che fa finta di essere milanesi del turno, ok? E resterà sempre provinciale perché poi milanese ti caga in testa perché sente che ti si deve imitare la roba che non ti si, cioè... Sì, sarà come cantare in inglese. Sì, esatto, te fa ridere un inglese che ti sente cantare in inglese, te fa ridere, ogni tanto c'erano dei gruppi che cantano in inglese che ne ha 6 dischi, ascoltavamo con Jenny in macchina e sbrigava da ridere. Perché siccome, pensa se il Veneto fosse lingua internazionale, siccome se te vai in Brasile, perché in Brasile parla Veneto in verità, però siccome se te vai in Giappone, e che sei il giapponese che te, oh che sporo, che sei ben arrivato, ciao ragazzi, dai, ho scritto canzone che fa, ti sei bea, guarda che roba ragazzi, cioè ti fa morire da ridere, capito? Non ti ciappi mai seriamente, anche se sei serissimo, capito? Però sarebbe così, però... Pensa anche che mentalità vincente che avressimo se fosse così sul serio. Cioè se ti vai in giro per il mondo e la gente parla a tua lingua, Sì. per farsi capire, pensa da te e dire, oh scusami se non parlo tanto bene, ma ti sa, non ho studiato tanto a scuola a Veneto. Perché la roba è fighissima. Ti pensate come ti affronti a vita, che Sì, forte che ti sei. Un'autostima incredibile. Ti pensa, gli americani si sentono così quando vai in giro per il mondo. Beh certo, per i migliori del mondo. Ti senti, però ti vai in Groenlandia e che c'è vecchia dell'Airbnb che dice te go parecchia adesso dimmi se ho fatto bene qua poenza perché veramente guarda mi ho studiato tanto per farlo, guarda spero che capito. Ciò giustamente sì. Ti te senti che ti sei il numero uno, capito? Magari in un universo parallelo va a capire che sia così. Una volta già era così, quando già era serenissima già era così fondamentalmente. Che storie. Avevo che tanta roba che ha un controsenso assurdo. Devo vedere la domanda. No, non riesco a leggere, guarda ma. Che c'è di controsensi nelle canzoni, soprattutto quei tu da solista, Sì. ma anche in Rumatera, e il bullo forse che ha più un'impronta, non si capisce se si piene di figa
o se fai una fatica da Madonna, perché le sue canzoni tue, tipo qui a dei boomer, Questa è una bella domanda. qui a dei boomer, il medesimo un casì, è la mia canzone preferita, la mia canzone della vita totale, perché proprio riesce a descrivere una roba che tutti pensano, ma nessuno avaria l'inventiva di scrivere una roba del genere. Sono molto onorato, ti ringrazio. E quindi ti fa capire che de figa, insomma, se fatica comunque. Dall'altra parte, se canzoni di Rumatera a volte pare a viste fistoni che se figa, anche tipo ascoltava uno tipo Tada, pare che sia che a figa piove dal cielo, che resti contro sì, qual è la verità? Sta nel mezzo? No, la verità è che cioè, non è mai abbastanza. Cioè, nel senso, la verità è che no, noi fortunatamente non abbiamo mai avuto problemi da quel punto di vista. Che magari anche altro per questo. No. Però, nonostante tutto, comunque cos'è l'istinto? Allora, ho scoperto ultimamente che per le donne si dice che la donna è ninfomane, per l'uomo non si dice che l'uomo è ninfomane. L'uomo invece è don giovannismo, quello dell'uomo, perché noi altri sarissimo cacciatori di natura, no? Sì, l'uomo, infatti, un domani il mondo sarà tutto arabo, ok? Cioè anche qua in Veneto tra 50 anni che sarà l'Islam, come dice, ma se dati di statistica, non so che lo dico meglio, no, perché se in giro per il mondo e sei gli unici che fa fiori, ok? Perché i ha 5 mogli le mette tutte piene e i ha 15 fiori. Noi altri non facciamo fiori, quindi per quanto potremo tutelare la nostra cultura, fare i musei, noi altri saremo come gli egizi, ok? Sì, uno magari sarà i veneti come gli egiziani, dice, guarda questi cosa aveva fatto, guarda, bello, okay. Ma statisticamente parlando, per portare avanti una cultura, una tradizione, che vuoi gente, finché non facciamo fiori e io li fa, tra un domani, gli altri non che sarà più nessuno e io che sarà tutti. Certo, quindi quelli che restano decide cosa fare. Bene, ha detto questa cosa qua. Iori se Dio gestire sta roba in maniera diversa dalla nostra, perché noi altri siamo monogami, siamo là, però appena te versi internet e vedi ste fighe che ti fai i baetti su TikTok così, noi altri siamo là così, capito, a diventare deficienti. Iori, a parte che roba non ha neanche, ok? Però cosa fa? Tutte che energie che noi altri sprechiamo le mette, certo, ecco tutte, capito? Quindi cosa succede? Che per natura sarebbe una roba che potenzialmente potremmo fare anche gli altri. Che gli altri, che abbiamo romanticismo, che abbiamo pari opportunità, tutte le altre robe, il nostro mondo è diverso. Forse abbiamo anche uno stile di vita diverso. Assolutamente, certo, assolutamente. E ti dico, me va ben così, nel senso che su in questo me rivedo in questa roba qua, capito? Mm-hmm. Però mi non so dire che se è giusto o sbagliato, so di dare un dato di fatto. Funziona così, cioè l'essere umano funziona così. Dopo, quando ti si innamora, quando stai bene con una persona, ti si felice, stai bene. Mi credo nell'amore, mi credo nella monogamia, credo nell'amore. Però ma è difficile, ma anche per Tose è difficile, perché voglio dire, Tose non sta a pensare che non sia come gli altri, anzi, cioè, fa apparire magari, sì, però. Ma a Cagliore, come vede bel figone che esce dalla piscina, Dolce Gabbana, e la via in testa e via in sgrisui, capito? Sì. Però, ecco, la vita, quello bello delle canzoni è dare una sciaffa e una carezza, cioè che nella vita che sia a roba bello, fare festa, fighe, roba manetta, sia l'amore profondo, sia il sentimento che te... Quindi è roba e poi convivere, insomma, dai. Secondo me sì, se te le vivi bene con chiarezza, magari bisogna fare un percorso personale, cioè, per gestire il nostro sentore, il nostro istinto magari primordiale che abbiamo, e comunque il nostro don giovannismo, appunto, che è una questione di ego fondamentalmente, perché potenzialmente te vorresti averle tutte, ma se è una questione di ego, dopo a fine te assa poco niente che roba là. Anzi, la cosa più importante quando hai un rapporto monogamo con una persona che magari è intelligente è proprio la crescita personale che puoi fare, è migliorare i tuoi difetti, è migliorarti te ed essere un vero ometto, capito, affidabile, e, insomma, e questo nelle canzoni è bello metterlo giù, perché se una staffa e una carezza mi piace il modo. Sì, che sei due punti di vista effettivamente, sì. Ti chiedo un'altra roba, il Veneto è famoso perché bestemmiamo tanto, no? Mm-hmm. E appunto avendo proprio il Veneto come fulcro di Rumatera,
diciamo che te tieni dal bestemare o proprio non ti piace? Oppure non ti puoi farlo? Sì, insomma. No, allora, vabbè, gli altri, insomma, fuori dalle telecamere o fuori dal palchi, ovviamente qualche bestemma ti scampa, ma se dizione quella, se, Sì. se, come si dice, dotting, punteggiatura, ok? Sì. Non c'è niente assolutamente del religioso, voglio dire, anzi. Comunque, in ogni caso, l'ho sempre trovato estremamente triste. Cioè, tipo, quando ascolto le canzoni con bestemmie, l'ho trovato, ma anche i rapper ogni tanto che sono sul palco, porco", che fanno, cioè, lo trovo un modo veramente poco elegante, stiloso, intelligente di accapararsi, come dire, la fiducia, l'attenzione del pubblico. Ok, lo trovo anche irrispettoso nei confronti di chi crede, nei confronti di chi viene veramente offeso dalla bestemmia, perché c'è molte persone che giustamente lo fanno. Però magari essendo parte del dialogo, di roba di scrittura, magari no, non te parte, roba, anche in senso, roba forse dispregiativo, ma come... Non Allora, so. viene fuori certe volte, però forse solo su una canzone che l'ho censurata, sulla mia canzone Bamba Sempre. Ho fatto come Sì, rigosso. sì, Sì, sì. esatto. E lì ho detto due maschi in bagno come femmine, porco. Beep, c'è la censura. Sì. Però era riportare una frase quella, perché stavo riportando frasi lì, quindi Sì. era come una citazione. Sì. Però comunque non l'avrei mai messo in pieno, perché lo trovo una perdita di stile. Mi è sempre fatto, sentendo anche gli altri, no? Non perché sono schifo, sono in bar e uno bestemma, non mi fa né caldo né freddo, ok? Però su una canzone lo trovo veramente poco stiloso. Da sempre. Ho capito. Da sempre. Fix, non so. Come vuoi? Non so ma con Fix ti ha fatto qualche roba Allora, beh, siamo cresciuti insieme perché siamo nello stesso quartiere Sì. e abbiamo fatto prima, cosa abbiamo fatto? La ragazza delle scale mobili, Sì. bellissimo, un video girato a Mirasole che per chi Sì, non lo sì, sapesse sì. è il primo centro commerciale in Veneto, il Mirasole, sapevi? Sul serio? Certo. Ed è Il stato secondo anche... è Piramidi, quello a Vicenza, ma il primo è il Mirasole. Pensate, e sta anche il video che sta girando mega festone di Iron, sia l'uno che il due, vabbè, dettagli. No, ma come è nata questa collaborazione così, a caso? E ci conosciamo da sempre. Sì. E niente, che aveva sta canzone, facciamo insieme sta canzone, ho detto dai, è bellissima. Quindi siamo andati in studio, abbiamo sistemato 3 robette e abbiamo fatto la canzone insieme. E dopo lui è andato a Milano, poi è venuto il Covid, lui è andato a Milano Sì. e ha fatto la SED e ha fatto tutto quanto, adesso sta lavorando sul progetto solista. Ah, ancora sì, quindi devo continuare. Sì, devi insomma. fare robe sue. E molto belle, hai ascoltato qualcosa? Sempre? Pensati. Sì. Vabbè. E volevo chiederti, tipo, non si capisce neanche là nelle tue canzoni se a nuova generazione ti piace oppure ti sei molto legata alla vecchia, tipo anche quando sarò vecchio. Cioè ti sa che ti dici tipo, sta canzone qua, come fatto cantarla un domani, o ti sei comunque molto legata alle tradizioni venete, che insomma ti fa festa in un certo modo, che non ti si là magari collega sempre al cellulare, cioè ti vivi molto la vita. Io sono millennial, e quindi so a via de mezzo, Mm, quindi tutti come dire, gli aspetti positivi e negativi della mia generazione mi metto in musica, nel senso che anche i pensieri che te passa per la testa, cioè mm, appunto che se le robe belle del passato sì, che se le robe belle del presente sì, che se le robe belle del futuro assolutamente sì. Quindi il mio messaggio è sempre positivo, anche quando sarò vecchio, il futuro, dire che diventare vecchio sarà una gran fortuna. Ok? Cioè il mm. messaggio positivo alla fine, che dice che una televisione da sola a letto mi fa andare in osteria, comunque magari al McDonald's che sarà adesso fatto bene, quanti li posso fregare, cioè sono fiducioso nel Nel futuro, futuro. ok, sì. Ok, quindi bene. E da un punto di vista di musica, come fate a cantare le canzoni di adesso? In verità adesso ci sono delle canzoni meravigliose che si possono cantare, mi viene in mente tipo un Blanco o comunque ci sono degli artisti fantastici che fanno delle canzoni bellissime.
quando ho scritto quella canzone, in verità, facevo dopo di dire quella frase là, mettevo delle canzoni, cantavo dei ritornelli di canzoni incantabili da un falò, ok? Poi è stato tolto in produzione perché già non scrauso, no? Perché mi veniva fuori come una totta per il culo, come una riflessione, no? Come su Boomer, no? Che faccio è più una riflessione che una canzone. Sì. E quindi è rimasto quello, però effettivamente sì, ci sono delle canzoni che ti puoi cantare, altre no. Cioè, Anche Cosa ne sarà nel 2019, che tra l'altro non so che fine che ha fatto. Cioè, è quella è solo su YouTube. Ah, non ti ha messo in qualche CD? No, perché sono un po' cazzone, essendo che mi arrangio su tutto, faccio fatica a stare dietro a tutto quanto e quindi... Anche Rasa è carina come canzone. Quella secondo me è una bella canzone perché anche per il periodo in cui è uscita ha un significato molto profondo. Sì. Però anche lì capisci, cioè finché non hai una struttura, tu fai uscire queste canzoni, ma dopo cosa fanno? Sai bene che te hai fatto uscire un sacco di robe. Le butti su YouTube, le butti su Spotify, se non te ga milioni di euro da investire nella promozione, migliaia, ma bastano anche. Io vedo la differenza tra quando ho un budget per fare le sponsorizzate, ok, fare le sponsorizzate, e, cazzo, il risultato arriva. Non sei una puttanata. Come parlavamo prima... Però comunque ti ha un background da dire, cioè ti può sponsorizzare, però non sei che uno parte da zero, butta, spende, spande... Sì, però... No, puoi farlo e arrivi, Sì. È così che arrivi. E infatti ti ho detto, c'era Cremonini che su un'intervista Ah sì, ha vabbè. detto proprio sta roba qua, ha detto non sta a pensare che su Spotify mi e ti siamo uguali, perché mi sono milionario e ti no. Quindi se buttiamo la stessa cosa sulla stessa piattaforma non è... Ah, perché lui a Cremonini il nome comunque intanto. Sì, ma anche se sei ricco di famiglia, ok? Ma anche, non serve che sei ricchissimo, ma se hai anche, se facciamo uscire due canzoni insieme e mi ho 3.000 euro da spendere sopra e ti no, fidati che con i 3.000 euro mi arrivo a molta più gente di te. Certo. A meno che tu non fai, che succede una volta su un miliardo, una canzone che diventa virale, che sente la via di testa perché ti diventa la puttanata del millennio, sì, ma è rarissimo, capito? Ho capito. E ti fa paura un FIA tipo l'intelligenza artificiale, ChatGPT, che magari ti faceva lavoro? No, allora ti dico, a me no. Ma molta gente lo farà sicuramente. Allora, appena è uscito ChatGPT, no scusa, sì, l'intelligenza artificiale che fa le canzoni tipo Sonu, Sì, Suno. Esatto, Suno. Mi sono divertito a fare canzoni stupidissime, ovviamente. Sì. È stato divertente. Credo che, usato intelligentemente quella cosa lì, in verità può aiutarti nella scrittura. Sì. Può aiutarti nello sviluppare delle melodie, magari quando sei un po' incagnato, che non avresti fatto. E dopo però penso che l'appeal di scrittura, comunque, cioè, soprattutto scrivi in Veneto, che comunque sono diventati bravissimi a scrivere anche in dialetto veneto, ho fatto le prove, bravi Sì, veramente. infatti cosa ha fatto qualche canzone e ristrutturare, ma senza ChatGPT non sarebbe mai riuscito a trovare certi termini, cioè non so come chi faccia, però per quello dico mai un domani che si migliora può essere che possa sostituirti, non so. Allora, sicuramente qualcuno verrà sostituito, sicuramente. Io dubito fortemente che possa succedere in generale, se hai qualcosa da dire e sai dirla bene, puoi usare quelle cose là per aiutarti. Se non hai niente da dire, allora quelle cose là diventa fondamentale. Però magari tu vedi dopo, cioè uno Però che- dopo lo vedi dopo, sì, o comunque al momento senti ancora la differenza. Non capivo. Ultime due domande, cosa diresti a te del passato adesso? Cosa direi a me del passato Che sei adesso? robe che cappè, che ti evitarissi, che ti podarissi di Sì, dire? tantissime, però gli direi di avere meno paura e di pensare un po' meno agli altri, di avere un po' meno paura di poter fare del male agli altri o comunque di farsi problemi per gli altri. Direi di concentrarmi più su me stesso e di seguire il mio istinto e di andare via come un treno, Dio caro, senza farmi troppi problemi su
magari sì, Devo del rapporto personale con altre sul rapporto persone. interpersonale con le persone, con la famiglia, di concentrarmi più su me stesso e meno su aver paura di far stare male gli altri in base ai miei sogni, ai miei desideri e le mie cose, ecco, sì. Di essere un po' più concentrato di fidarmi più di quello che sento e farmi meno problemi, ecco. Non capivo. E ultima domanda, progetti futuri e adesso cosa... Non so, Allora, sto facendo un disco nuovo, adesso non Eh. so quando uscirà l'intervista, ma insomma. uscirà a fine agosto. Ok, quindi tra poco, spero che... Oggi il siamo disco il è 30 finito, di luglio, il sì. disco è finito, il disco è finito e sto ascoltando i master, sto capendo la scaletta, sono molto molto contento del risultato finale. E... Questo è il tuo quarto disco da solista questo qua? Sì, sì, contando i primi due sono 2 EP, ma comunque sì, quarto disco da solista. E sono molto contento di quello che sono riuscito a scrivere in questo, cioè proprio lì i concetti, volevo dire delle cose importanti che avevo dentro da tanto tempo e sono riuscito a metterle giù. Ecco, questa è la cosa che mi dà più Anche perché in soddisfazione. dialetto sono leggermente più difficile parlare di certi argomenti. Assolutamente, soprattutto se vuoi essere preso seriamente. Sì, sì, sì. E sì. secondo me ci sono riuscito molto bene. Perché l'ho fatto ascoltare anche a delle persone e mi hanno detto che ci sono riuscito, ma io lo sentivo nel momento che scrivevo. Ovviamente ci ho dedicato un sacco di tempo, è stato faticoso, non mi è venuto fuori così. Però sentivo che riuscivo finalmente a mettere quei concetti dentro 2 minuti e mezzo, 3 di canzoni, che è difficilissimo perché devi fare ovviamente un riassunto devastante. Sì, sì, sì. Però ero contento, quindi cioè, sono contento. E quindi dai, non vedo l'ora che esca sto disco e spero insomma che la gente lo ascolti, di condividere le mie riflessioni con... Ma anche più avanti, tipo fra 10 anni, come i classici colloqui di lavoro, cioè più avanti. Guarda, io credo che nel tempo posso solo affermare quello che so. Io spero di continuare a essere me stesso, quindi di esprimermi al meglio liberamente, non avendo anche case geografiche, robe, eccetera, eccetera. Sono libero di decidere cosa voglio dire e cosa non voglio dire, quindi spero di continuare a essere libero, spero di continuare a poter esprimermi e di poter condividere, comunicare delle emozioni alle persone. Quella è la cosa più bella, quando la gente ti dice guarda, mi ascolta la tua canzone, mi sento bene, una Sì, giornata sì, di sì, merda, sì. ascolto la tua canzone, stavo bene, oppure ti ho detto che roba là che mi ha fatto piangere perché mi ha fatto emozionare pensando a delle cose mie. Ecco, quello per me è un grande dono che spero di continuare a Sì, è portare vero, sui avanti. tuoi dischi a solista sì, assolutamente sì. È un modo di parlare, dire robe che proprio, cioè, te senti dentro proprio. Per me è quello che voglio riuscire a fare. Esatto. Quindi se continuo a farcela sono contento. Mi impegnerò ecco, nei prossimi 10 anni mi impegnerò per continuare a fare questa cosa qua. Ecco, benissimo, dai. Buon dai Giorgio, noi ci vediamo alla prossima puntata. Thank you, dai. Dai, ciao a tutti. Ciao, hai voluto dire qualcos'altro? No, Una beh, posto, basta. vi seguo e continuerò a seguirvi. Esatto.